Acqua che scorre e che scende dalle rocce impervie ed altezzose, quali possono essere solo le Dolomiti. Ruscelli, torrenti, laghi, ma anche sorprendenti cascate che si possono attraversare partecipando ad uno spettacolo unico della natura. Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo è un luogo che conserva l'integrità ambientale, racchiude il territorio di Cortina d'Ampezzo ed è rimasto intatto e incontaminato, forse perché qui vigono le regole d'Ampezzo, un regolamento condiviso dalle famiglie locali da più di 1000 anni. Non c'è stata alcuna suddivisione di terreni, ma c'è un uso collettivo delle risorse forestali e dei pascoli, e non ci sono insediamenti abitativi stabili. Lassù sulle montagne, tramonti e valli d'oro. Tramonti e valli d'Aro. Oh, per fortuna sta arrivando. Guarda, stiamo aspettando questo signore. Allora ragazzi. Salve, buongiorno. Scusate. Buongiorno. Manuel. Dobbiamo chiamarglielo, è qua anche lui da un'ora che ci aspetta. Vabbè. Manuel. Avevano avuto problemi. Come mai sei solo? Ecco, appunto, che tu non sai cosa è successo. Allora, siamo venuti su fino a Cortina con Roberto, no? E là aveva sete, acqua, è passato un tipo, gli ha dato una botticella, so che non era acqua, era acquavite, hai capito? Questo qua quindi si è fermato per in centro terra a Cortina. proprio, quindi sono venuto da solo. Vabbè, andiamo lo stesso, monti tu, mi fai da motorino, ok, e tanto loro ci guidano. Ci proviamo, giusto? Va bene, andiamo? Proviamo, va e di là si va, no? Di qua. È lunga? Abbastanza, vabbè, però è molto bella, siamo preparati. Dai, sali. Allora anche noi ci organizziamo. Sì, Sei pronto? Andiamo avanti noi? Sì, mettete sul casco bambini, che siamo pronti, e poi seguiamo questo signore. Il casco non è omologato, ma avanti! Andiamo. Via qui bene. Bravi. Ci sta scappando, ci tocca accelerare. È perché loro hanno la fortuna. Un ambiente incontaminato e selvaggio unico nel suo genere, con cime che superano i 3200 metri, piccoli ghiacciai, immensi altopiani, vallate aspre o rigogliose. Un dedalo naturalistico che si può scoprire grazie a sentieri ed itinerari, ben tracciati ed attrezzati per chi va in bicicletta, chi va a piedi e chi vuole armarsi di corde, imbragature e piccozze e scalare le vette. Ci sono ben 15 percorsi segnalati e 2 a doppio senso di circolazione. Nello zaino bisogna sempre cercare di tenere quello che può servire per un'emergenza. Io come guida giro sempre con la cassetta del pronto soccorso, che è basilare, dopodiché alcune merendine in caso di crisi energetica, alcune caramelle per quegli zuccheri che servono immediatamente per poter continuare a fare il giro, e l'attrezzatura essenziale per poter fare una riparazione durante il percorso: una camera d'aria, il cavagomme e i mini tools, che sono degli pacchetti piccolissimi con dentro l'attrezzatura minima che serve per poter gestire la manutenzione della bicicletta mentre si sta fuori. Sulle montagne! Manuel, porta la roba, Manuel.
Guarda che c'avevo fiato. Io non so cosa che sia. Sarà l'aria fresca della montagna. Sarà che abbiamo fatto tutta questa strada. A me a una certa ora mi viene come un languorino, non so. Mi sento come bisogno di trovare qualcosa, mangiare qualcosa. Capisci tu? Pare che Ti capisco. se non ti vede qualcosa da mangiare mi moro. Sai cosa ti Mi consiglio? metto con una vacca qua, spino direttamente. Va bene, allora guarda, siamo proprio in prossimità della Malga all'Arieto. Ah sì? Facciamo questi 2 minuti ancora di bicicletta 2 minuti. e andiamo a berci qualcosa. 2 minuti. 2 minuti. Non la faccio più. 2 minuti te che detto. Sulle montagne, tramonti e valli d'oro. Qui ci troviamo a Malga all'Arieto, in questa bellissima malga che è stata costruita nel 1935 per volontà di alcuni allevatori della vallata che avevano bisogno di portare gli animali al pascolo. Questo era il ricovero delle mucche nel periodo estivo, c'erano fino a 90 mucche, ogni allevatore aveva una quota, un posto stalla e poteva portare a alloggiare qui questi animali. Una bella capigliatura, c'è un ciuffo. No, i miei, guarda qui. Mia nuora, la mia nipotina dice Le vecchie malghe sono un'attrattiva culturale e antropologica e attirano i turisti e rendono il paesaggio più invitante. Sono punti di ristoro e di ritrovo di antiche usanze. La malga è stata ristrutturata recentemente, la parte più bassa invece di essere stalla è stata trasformata in un bellissimo agriturismo e la parte alta è rimasta il ricovero per i pastori e comunque per coloro che gestiscono il locale. Il Britte è questa struttura particolare, è un nome in termine dialettale che sta a indicare una piccola casa con una parte in muratura che è la parte bassa dove una volta alloggiavano gli animali e una parte alta tutta in legno che era il ricovero dei pastori o comunque degli aiutanti. Qua. Ora. Cosa? Eccoci. Prima. Ascolta. Dimmi Roberto. Formaggio è qua? Vai qua. Dov'è? Di là? Andiamo di là. Andiamo. Sicuro? Speriamo. Sicuro? Buongiorno. buongiorno, Buongiorno. Avete formaggio per caso? No, Beh. perché il mio amico Manuel mi ha detto che per il cicloturista la dieta giusta è formaggio. ha ragione. Posso... Questo è proprio adatto a lei. Ah, questo- Perfetto, Qua ce n'è in abbondanza, sì. Roberto. Sì, prego. Grazie. Mi sento già meglio. Eh? Speciale. Buono. No, anche Sai no. qua, ne mangio ancora un po'. Certo. I formaggi che noi prediligiamo sono formaggi di latte vaccino o formaggi di capra. Avendo capre e mucche facciamo tutte e due. Facciamo formaggi d'alpeggio d'estate. Il formaggio, diciamo, il primo che è nato si chiama Brite, che è un formaggio tipo un mezzano, quindi pasta dura, saporito, arriva a una stagionatura di 9 mesi. Poi abbiamo altri formaggi tipo il dolce vita, che è un formaggio molto buono, più tenero, sui 4-5 mesi, assomiglia un po' a un taleggio. E poi ci siamo un po' specializzati nell'affinamento, quindi facciamo formaggi affinati tipo la lupolotta, che è un formaggio di latte vaccino, una cacciottina che la mettiamo nella birra e poi ci giriamo attorno al pane e si mangia con la crosta, è molto buona. Un percorso ben segnalato e di facile approccio per tutti è quello che da Podestagno porta al lago di Fanes. 13 km di sterrato in cui tappa obbligata è la deviazione alle cascate e l'attraversamento del Ponte Alto. Sospesi a 80 metri d'altezza si può godere di una vista che toglie il fiato, quella del profondissimo canyon scavato dal rio Travenances, nel punto in cui si getta nel rio di Fanes.
siamo arrivati al capolinea di questo bellissimo percorso per gli amanti delle biciclette, ma non solo, anche per gli escursionisti a piedi. Ci troviamo al laghetto di Fanes, quindi nella parte più alta della Val di Fanes, in prossimità del confine con la vicina provincia autonoma di Bolzano. Questa meraviglia, possiamo ammirare tutto lo splendore di questo bellissimo ambiente, queste bellissime montagne, di questo bel parco alpino dolomitico, un parco di Cortina d'Ampezzo. Infatti una particolarità di questo parco è che si estende tutto sul territorio di Cortina, ha una superficie di circa 1200 ettari e la cosa particolare che lo distingue comunque dagli altri parchi, dagli altri 6 parchi regionali, è che è un parco gestito da un ente privato. Questo ente privato si chiamano Regole d'Ampezzo, che sono delle comunioni familiari di montanari. È un istituto molto antico, risale a circa 1000 anni fa. Da 1000 anni nell'Ampezzo gli abitanti hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Le regole sono uno strumento per gestire in modo conservativo un patrimonio che la natura ha regalato all'uomo. Nel 1990, con una legge speciale, ha istituito questo parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Si trova, come dicevo prima, tutto sul territorio di Cortina d'Ampezzo, nella parte più a nord, e comprende i gruppi montuosi più belli della conca, che sono appunto il gruppo montuoso della Tofana, del Col Becchei, del Croda Rossa e del Cristallo. Manuel, che meraviglia! Che dura, valeva la pena un po' di sofferenza per arrivare in paradiso. Esatto. In paradiso! Io mi fermo qua, Mi anche. Ci facciamo un bagnetto magari anche. Cosa dici? Ci mettiamo l'ala, va bene? E dopo questa immersione nella natura, per apprezzare lo spirito antico ampezzano è doveroso farsi rapire dai sapori della conca. E là, salve, ciao, mamma mia che ben di Dio. Ciao. Poi facciamo un bel brindisi con latte. Allora, cosa possiamo dire in conclusione di questa bella puntata di Biciclando? Che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che sei una maraviglia che te aspetta, perché questo è il Veneto, in bicicletta! Mamma mia, vai! Ascoltalo, vai. Non vogliamo mai. Attenzione, cominciate a chiacchierare voi, parlate tra di voi, bevete cosa